Due ombre grigie, sfumate nei ricordi, profili noti, quelli dei magistrati simbolo della lotta alla mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. I loro volti e la loro storia sono i protagonisti della mostra fotografica curata dal Ministero dell'Istruzione e dall'ANSA fino al 18 ottobre, ospitata all'Università di Vicenza. Le immagini del padre sullo sfondo è Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, a raccontare il significato del progetto. È importante perché, come diceva mio padre, la vera lotta alla mafia consiste in quel cambiamento culturale e morale che deve coinvolgere le nuove generazioni, perché soltanto quando le nuove generazioni le negheranno il consenso la mafia verrà definitivamente sconfitta. 1986 nel carcere di Palermo si apre il maxi processo alla mafia, 475 imputati. 1992, il 23 maggio muore Giovanni Falcone, il 19 luglio un'autobomba in via D'Amelio a Palermo uccide anche Paolo Borsellino. L'Italia intera reagisce, per prima la Sicilia, ma nel 1992 tanti dei ragazzi che oggi frequentano l'università non erano neppure nati. Fare memoria accanto a loro è un dovere. Attraverso queste immagini, attraverso i testi, attraverso la presenza che oggi abbiamo anche della figlia del magistrato Borsellino, vuole anche riuscire a scavare un po' emotivamente, a colpire emotivamente i ragazzi. L'inizio di un progetto di educazione alla legalità del Comune di Vicenza, primo in Veneto, che parte con questa mostra e arriverà fino a marzo. Non pensa come un eroe al suo padre Fiammetta Borsellino, vissuta con il peso della sua scomparsa e con la necessità di continuare la sua lotta. Non erano eroi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Queste persone non erano eroi nel senso di persone lontane, entità quasi sovrannaturali, ma erano uomini semplici, uomini che avevano delle famiglie e che sono morti semplicemente nell'esercizio del proprio dovere, mentre l'eroe è qualcosa di distante da noi. Loro invece erano uomini che vivevano la vita con onestà giorno per giorno.